Nel 2025 il valore della produzione agricola ai prezzi correnti è stimato in 8,5 miliardi di euro, siamo in crescita del 7,4% rispetto al 2024. Questo risultato è stato determinato soprattutto dall'aumento dei prezzi, che si è aggirato attorno al 5% nell'anno in corso, ma anche da una moderata crescita delle quantità prodotte. La crescita delle quantità prodotte, siamo attorno al più 2,2%, ha riguardato soprattutto il comparto delle colture erbacee, mentre il valore delle quotazioni è stato più alto per quanto riguarda invece il comparto zootecnico. L'andamento climatico, è stato caratterizzato da temperature superiori alla media, ma comunque anche da precipitazioni più abbondanti del normale. Nonostante alcune criticità legate alle piogge primaverili e temporali estivi, insomma con le consuete grandinate che hanno inciso molto su alcune produzioni in termini negativi, ovviamente l'annata è risultata comunque nel complesso favorevole a molte produzioni agricole. Per quanto riguarda invece la strutturazione del comparto agricolo, le imprese scendono a 56.500 unità, in calo del 2,1%, calo che però ha inciso soprattutto sulle imprese individuali. Sostanzialmente sono sempre in aumento e anche in aumento un po' più sostenuto le imprese più strutturate, quindi le società per azioni e altre società. Quindi insomma segno sempre di una maggior strutturazione del settore. Sul fronte occupazionale si rileva una crescita degli addetti del 5,3%, anche se il saldo tra assunzioni e cessazioni rimane comunque negativo. Ultime due parole sul commercio estero. Il Veneto conferma la sua forte vocazione internazionale. Le esportazioni agroalimentari hanno superato i 10,5 miliardi di euro, tuttavia sono state inferiori rispetto alle importazioni. La quota delle importazioni è stata molto più sostenuta e anche quest'anno, per il secondo anno di seguito, abbiamo un saldo commerciale negativo della bilancia appunto commerciale agricola di 423 milioni di euro. I prodotti alimentari, le bevande e il tabacco sono la componente predominante per quanto riguarda gli scambi appunto bevande, pensiamo al nostro comparto vitivinicolo.